In mezz'ora hanno pestato e rapinato 4 studenti alla stazione dei bus a Treviso. La polizia arresta il capo della baby gang, ha appena 17 anni, caccia gli altri componenti. Tragedia sfiorata a Segusino, operaio 34enne dimentica il freno a mano, viene schiacciato tra la cabina del camion e il muro di una casa. L'uomo ferito vivo per miracolo, il racconto dei residenti. Stroncato da un malore ai piedi del ponte di Calatrava a Venezia, tragedia questa mattina, muore 57enne di Mogliano. Le analisi ARPAV confermano a Villorba situazione normale dell'aria dopo il rogo del deposito di polistirolo. Continuano le indagini sulle fiamme, resta aperta l'ipotesi dolo. Virali le immagini in presa diretta dell'investimento di un cervo che per poco non si è trasformato in tragedia. L'incidente sul passo Giau, il centauro miracolosamente illeso. La durata degli alpini tra le sezioni della Marca, in partenza anche le storiche salmerie di Vittorio Veneto. In piazza Cima Conegliano l'abbraccio dei tifosi alle Pantere di Moco che hanno conquistato la Champions League contro Milano, dallo scudetto al trofeo continentale, una stagione perfetta. A Treviso a Cavallino in footbike, 80 km che Giuliana Voltana, affetta da sclerosi multipla, percorrerà per sensibilizzare sul tema sport e salute. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso dunque c'è un'ampia pagina di cronaca in apertura e apriremo un'altra finestra sul giallo di Jesolo. Il 60enne Roberto Basso trovato morto nella sua abitazione a Jesolo Paese. Non si esclude, come abbiamo raccontato anche nel telegiornale di Venezia, l'ipotesi dell'omicidio. Allora partiamo con la cronaca e partiamo da Treviso con le 4 rapine in sequenza molto violente ai danni di studenti alla stazione degli autobus di Treviso. Erano successe a febbraio. La polizia ha preso il capo di questa baby gang, ha appena 17 anni. Vittime scelte a caso durante l'uscita da scuola degli studenti, quando in zona stazione delle Corriere a Treviso regnava il caos. Ed è proprio grazie alla confusione e alla ressa in via Roma che la baby gang agiva. In manetta è finito un 17enne trevigiano, un baby boss a capo di un gruppetto di aggressori. Il giudice del Tribunale per i minori di Venezia ha firmato nei confronti del giovane un'ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita dalla polizia il 3 maggio scorso. Il minore studente, come le sue vittime, era già aggravato da un avviso orale con cui il questore lo aveva ammonito. Il 17enne, residente in provincia, lo scorso 9 febbraio, assieme alla sua baby gang, ha messo a segno 4 rapine nell'arco di una sola mezz'ora. Ai nostri microfoni il giorno dopo a raccontarci uno dei colpi, uno studente. C'è stata un'aggressione qui sul tunnel che porta alla stazione delle Corriere. È stato aggredito un ragazzino e derubato delle cuffiette del telefonino. Approfittando della confusione, la baby gang accerchiava la vittima, la malmenava e la minacciava facendo pensare di avere un coltello, anche se non è stato chiarito se effettivamente il 17enne avesse una lama in tasca o meno. Poi si faceva consegnare il denaro, portafogli, collanine in oro, cellulari e AirPods. In un caso l'aggressore ha tirato una testata sul naso alla vittima, provocandole la frattura del setto nasale con prognosi di 30 giorni. Gli studenti accerchiati e rapinati dalla baby gang sono tra i 15 e i 18 anni ed hanno presentato denuncia. Ad incastrare il 17enne le immagini delle telecamere di videosorveglianza e le testimonianze. Ora è caccia ai complici ancora non identificati. Non sono bravate ma veri e propri crimini, spiega l'assessore Tessarolo. Stiamo parlando di reati. Ecco, oggi è il caso che i ragazzi capiscano bene intanto, come in questo caso qui, che a ridosso della maggiore età le responsabilità cambiano. Non a caso è uscito il decreto del Tribunale dei minori e il ragazzo è stato portato in carcere. E poi non parliamo di bravate, non parliamo di disagio, parliamo di veri e propri reati. E quindi al reato si risponde ovviamente con quello che è il codice penale. Continuano le indagini della polizia per verificare se il 17enne abbia agito in passato, mettendo a segno altre rapine analoghe. Intanto parliamo ovviamente di disagio che spesso nasce nelle famiglie o che le famiglie non riescono a intercettare. Allora a Asilea nasce un progetto promosso dal Comune che offre ai genitori di ragazzi e adolescenti una consulenza e confronti gratuiti proprio sul tema del disagio giovanile per prevenire i reati. SOS Educativo consiste in un help immediato e istantaneo che noi mettiamo a disposizione dei genitori. Sappiamo benissimo che adesso la condizione dei nostri giovani è particolare
però noi crediamo che sia particolare l'esigenza un po' della famiglia. Aiuto concreto e immediato per dare una risposta al disagio giovanile. Parte Asidea SOS Educativo, progetto che nasce in collaborazione con la cooperativa sociale Itaca Onlus e che offre ai genitori di ragazzi preadolescenti e adolescenti una consulenza e un confronto nei momenti di difficoltà. Non approviamo il termine baby gang perché non si definisce nulla. Noi crediamo che certi ragazzini abbiano determinati problemi e, come detto prima, le famiglie poi sono la cassa di risonanza di quei problemi. Dalle questioni familiari alle scelte scolastiche o professionali fino al percorso di vita dei figli. L'obiettivo è offrire supporto ai genitori affinché possano gestire ogni situazione con fiducia e tranquillità senza sentirsi soli. Il servizio è attivo al numero 335 740 7360. Il confronto rispetto a quelle che sono le dinamiche familiari e di relazione con i figli preadolescenti e adolescenti, proprio per capire quali sono le esigenze e i bisogni. In primis dei genitori rispetto appunto alla relazione educativa con i figli e in seguito anche rispetto ai bisogni di crescita e di sviluppo di questi minori. Il passaggio fondamentale è poi quello di riuscire a orientare i genitori rispetto a servizi specialistici, quindi sanitari, sociosanitari. Dare dunque una risposta a un'emergenza sociale, quella delle cosiddette baby gang e dei giovani violenti, anche attraverso l'aiuto dell'US2. Un'attenzione e un ascolto ai genitori, alle fragilità dei genitori. È un progetto che sta ad un passo di ordine di prevenzione. Poi è chiaro che questo ci permette di filtrare le situazioni più critiche, più fragili e pensare invece a dei progetti nell'ambito più sanitario per alcuni preadolescenti e adolescenti. Allora torniamo a Jesolo per parlare del 64enne Roberto Basso. È lui la vittima, l'uomo trovato morto questa mattina in una casa, nella sua abitazione a Jesolo Paese. Sul posto il pubblico ministero e la scientifica, come sappiamo, non si esclude l'omicidio. Allora, prima il servizio e poi facciamo un veloce aggiornamento con Nicola Marcato. Trovato riverso a terra nella sua abitazione in via Antiche Mura a Jesolo Paese, l'uomo, 60 anni, ha una tabaccheria nella zona del Lido. Al momento tutte le ipotesi sono al vaglio dei carabinieri giunti sul posto. Non si esclude l'omicidio. Le modalità, secondo quanto si è appreso, sono quelle di una morte violenta. L'uomo, celibe, viveva da solo. Un giallo che i militari dell'Arma di San Donà e Jesolo stanno cercando di chiarire. Una tragedia che ha sconvolto l'intero paese. Sul posto è arrivato anche il pubblico ministero. L'abitazione della vittima è in una zona piuttosto isolata. Notizia che è arrivata come un fulmine a ciel sereno in comune a Jesolo, sconvolto il sindaco Christopher De Zotti, avvertito dalle forze dell'ordine. Sarà il medico legale a stabilire la causa del decesso. Allora, un aggiornamento flash da Jesolo, Nicola Marcato. Allora, 64 anni, Roberto Basso, una persona conosciuta, ha una tabaccheria al Lido, una persona che, a quanto si dice, a quanto leggiamo, prime informazioni, non aveva davvero nemici. Nicola, che si dice? Sì, è proprio così come dici tu, Roberto Basso, il tabacchino di Jesolo, era molto conosciuto. Ora io mi trovo qui nella via dove c'è l'abitazione di Roberto, è stato trovato all'interno di questa abitazione riverso a terra. Stanno svolgendo gli accertamenti i carabinieri del nucleo investigativo di Venezia e della compagnia di San Donà. E al momento sono al vaglio più ipotesi, ma l'omicidio è quello più accreditato. Io, girando dietro alla casa, ho visto che tra l'altro gli inquirenti stavano osservando una scala appoggiata in un balcone. Questa ipotesi, insomma, potrebbe avvalorare che qui siano penetrati nell'abitazione magari quando Basso dormiva per rubare in casa. Potrebbe essere allora un furto finito male, ecco. Comunque è una tragedia che ha letteralmente sconvolto l'intero paese. Sul posto è arrivato anche il pubblico ministero. Questa abitazione, come potete osservare, è un'abitazione piuttosto isolata. È una notizia che ha sconvolto tutti in paese, ecco. Anche il sindaco De Zotti, avvertito dalle forze dell'ordine,
è rimasto molto stupito perché Basso era molto conosciuto. Sarà a questo punto il medico legale a stabilire la causa del decesso. In questo momento, Nicola, quindi in questo momento il corpo è ancora, ovviamente ancora dentro e ci sono tutte le valutazioni del caso. Cioè, è interessante questo dettaglio che ci hai detto di una scala appoggiata sul retro, quindi potrebbe anche essere, siamo ovviamente nelle prime ore di indagini, quindi è tutto molto fumoso. Chiaramente la prima cosa da stabilire sarà capire se veramente si tratta di una morte violenta, e questo già dovrebbe essere una svolta, e poi capire se chi può aver eventualmente, se si tratta di omicidio, fatto del male al 64enne, e questo dettaglio della scala è davvero interessante. Allora Nicola, continua a raccogliere altre informazioni e poi chiaramente ci riaggiorneremo nelle prossime edizioni anche a Ring con Christian Arboit. Grazie Nicola. Ok, allora questo è Jesolo, insomma avete sentito, non si esclude l'omicidio e potrebbe anche essere, se davvero di omicidio si è trattato, anche di un furto finito male. 64 anni, un negozio da tabaccaio proprio al Lido Via Verdi a Jesolo, molto conosciuto, una persona celebre, viveva da solo e come dice, leggiamo dal Gazzettino, una cugina, una persona che davvero non aveva nemici. Una tragedia invece sfiorata è quella andata in scena questa mattina a Segusino. Pensate, un operaio che è rimasto schiacciato tra il suo tir e un muro. È stato fondamentale l'allarme lanciato dai residenti. Ero in casa e sentivo aiuto. Sono uscita e ho visto la persona incastrata tra il camion e il muro e non potevamo fare niente ovviamente, e quindi chiamato subito i soccorsi. Le grida disperate, aiuto, liberatemi, venivano dal camion, ma dentro non c'era nessuno. L'uomo, un moldavo di 34 anni, era rimasto schiacciato tra il fianco del mezzo e il muro, con un braccio però ancora incastrato dentro la cabina. Insieme ad una ragazza del posto, questa residente ha chiamato i soccorsi. I primi ad arrivare l'ambulanza di Valdobbiadene. L'automedica di Pieve del Grappa ha scortato i vigili del fuoco per un'altra strada dove il mezzo sarebbe riuscito a passare. Un intervento tempestivo che gli ha salvato la vita. Per fortuna che qualcuno c'era, e dopo la paura era che i vigili del fuoco venissero di qua e quindi non passavano. Era là incastrato e abbiamo dovuto con le nostre attrezzature in qualche modo poterlo togliere. Abbiamo usato i cuscini appositi che abbiamo noi, abbiamo sfruttato un po' il mezzo di circa 10 centimetri che ci hanno aiutato a liberarlo un po'. Poi aveva anche il braccio inserito nella porta, abbiamo tagliato un pezzo di porta e siamo riusciti a estrarre, il ragazzo, che apparentemente stava bene. Era cosciente? Al momento sì. Lo hanno liberato con questi cuscinetti di sollevamento che, riempiti di aria compressa, possono arrivare a sollevare anche un'autovettura. Così sono riusciti a tirarlo fuori. L'uomo di Salzano, dipendente di una ditta di Zero Branco, è riuscito a rendere ai sanitari una prima ricostruzione dei fatti. Aveva parcheggiato il mezzo nello spazio antistante La Volta in Borgo Matteotti. Stava scendendo quando il mezzo lo ha trascinato indietro perché aveva scordato di inserire il freno a mano e così è rimasto schiacciato. Devono fermarsi qua perché non ci passano, la misura delle case è stretta e questo ha rischiato secondo me. A tirare il freno a mano sarà un infermiere. Carabinieri e Spisal giunti nella piccola frazione di Riva Grassa poco dopo infatti lo troveranno inserito. Sul posto una pattuglia dei carabinieri di Valdobbiadene. L'uomo ha riportato diversi traumi ma non è in pericolo di vita. E poi il dramma questa mattina a Venezia, il 57enne Giorgio Serena di Mogliano Veneto, informatore farmaceutico, ha perso la vita in piazzale Roma mentre attraversava il ponte di Calatrava, morto ai piedi del ponte. Erano circa le 11:30 quando è stato lanciato l'allarme dai presenti, si è accasciato a terra, colto probabilmente da un malore. Chi si trovava nelle vicinanze ha immediatamente allertato la polizia locale e il 118, ma le manovre di rianimazione non sono servite. L'uomo è stato dichiarato morto poco dopo le 12, il 57enne Giorgio Serena di Mogliano Veneto. Torniamo a parlare del rogo che ieri ha gettato nel panico a Villorba molte persone nel piazzale della Marica SRL al centro grossisti di Villorba. Oggi sono iniziate le operazioni di bonifica dell'aria, mentre sono stati resi noti i dati sulla qualità dell'aria di ARPAV.
Sono iniziate questa mattina le operazioni di bonifica sul piazzale della Marica SRL, dove ieri sono andati in fumo decine di bancali in cui erano stoccati imballaggi di polistirolo, materiale altamente infiammabile che ha innescato un rogo in pochi minuti. Le fiamme hanno inghiottito anche una centralina dell'Enel. Secondo i tecnici, insieme alla fibra ci vorrà almeno una settimana per ripristinarla. Alle 3:30 della notte, poche ore dopo il disastro, l'ARPA aveva comunicato al sindaco le rilevazioni sulla qualità dell'aria, facendo di fatto rientrare l'allarme. Non ci sono criticità ambientali, quindi bene. Soprattutto era una preoccupazione questa dell'inquinamento ambientale. Ieri sui social l'invito del primo cittadino ai residenti della zona a chiudere porte e finestre. Sul fronte delle indagini non si è mai escluso il dolo. I carabinieri stanno acquisendo le immagini della videosorveglianza privata della zona. È previsto un sistema di videosorveglianza anche in quella zona. Attualmente telecamere, quelle comunali, sono un po' più a monte verso il CERD, ma lì no, non ci sono. Era il 13 aprile quando un altro incendio ha interessato un sito produttivo abbandonato sempre a Villorba. Dentro fu trovata una bombola di GPL. Anche lì non abbiamo ancora nessuna notizia delle indagini di questo atto vandalico, che presume che sia stato un atto vandalico. Siamo in contatto anche con il collega di Spresiano per capire quando arriveranno gli esiti di queste indagini. Il sindaco Francesco Soligo, anche alla luce di questo secondo episodio, potrebbe decidere di implementare la videosorveglianza della zona. Allora ci richiede la linea Nicola Marcato perché ci ha parlato nel precedente collegamento, stiamo parlando del giallo di Jesolo, di questa scala appoggiata al terrazzino. Nicola, ecco, sta inquadrando proprio i carabinieri che stanno effettuando dei rilievi su questa scala. Sto proprio inquadrando il retro della casa. Vedete, la casa di Roberto Basso è questa, piuttosto isolata come dicevamo. Ecco, io facendo il giro da questo lato ho visto che i carabinieri stanno guardando proprio dietro. Vedete che c'è una scala appoggiata a quel poggiolo e ci sono i carabinieri del nucleo investigativo che stanno prendendo le impronte nella ringhiera. Ecco, a questo punto ci viene da pensare che l'ipotesi che qualcuno abbia scalato questa scala per entrare nell'abitazione magari mentre Roberto Basso stava dormendo sono più che potrebbe essere una delle strade, certamente, ecco, vediamo anche gli uomini della scientifica. Sì, perché come vedete qui c'è proprio, ci sono tutti gli investigatori. È qui che si stanno concentra l'attenzione, perché si sta concentrando lì l'attenzione su questa scala, come vedete, appoggiata al terrazzino. Qui, probabilmente da qui sono entrati, probabilmente da qui sono usciti, ecco, e qui il furto nell'abitazione si è trasformato in tragedia poi purtroppo. Ecco, dobbiamo ancora capire se si tratta di un furto finito male o di qualcos'altro, e poi ovviamente è molto probabile che si tratti di omicidio, ma non è ancora accertato, ovviamente non è ancora accertato, però è un'ipotesi molto concreta. Va bene, grazie allora, grazie Nicola, grazie, e ricollegati quando hai altre novità. Come vi dicevo, si ricollegherà anche durante Ring. Allora facciamo così, lo dico alla regia con Tony Esposito, pubblicità, poi apriamo la pagina politica. Rieccoci in diretta, il telegiornale di Treviso. Andiamo alla politica. Il voto per le europee potrebbe innescare un vero e proprio terremoto nei palazzi veneziani. Tanti i consiglieri e gli assessori regionali in corsa per Bruxelles, a partire dall'assessore al lavoro e all'istruzione Elena Donazzanna. Prima attendiamo gli esiti, dice Zaia. Io non so chi parla, perché con me nessuno ha parlato, e soprattutto direi che è rispettoso nei confronti di tutti parlare di queste cose dopo ovviamente le europee, perché prima di arrivare a discutere di queste cose bisogna arrivare alla verifica degli eletti europei. Prima di entrare nel totonomi, Luca Zaia vuole avere in mano i risultati definitivi. Soltanto dopo si apriranno i tavoli della trattativa, innanzitutto politica, e non potrebbe essere altrimenti con due assessori di peso in lizza per Bruxelles, il leghista Federico Caner da una parte, la meloniana Elena Donazzan dall'altra. Più voti
volte messa preferenza, proprio Donazzan è data quasi per certa, con un uomo di Fratelli d'Italia pronto a subentrarle in giunta. Radio Palazzo dà un testa a testa tra il trevigiano Tommaso Razzolini e il padovano Enoch Soranzo. Un effetto domino si preannuncia anche a Palazzo Ferrofini, dove sono diversi consiglieri regionali che corrono per l'Europa. Tra i Fratelli d'Italia sono addirittura 2, il veronese Daniele Polato, attuale capogruppo, e il veneziano Luca Spavanetto. Ma anche l'opposizione non scherza. Nel PD corre per ritornare in Europa il trevigiano Andrea Zanoni, è addirittura capolista a nord-est con l'Alleanza Verdi-Sinistra la vicentina Cristina Guarda. Ma la variante europea, chiamiamola così, non riguarda solo gli scranni, pure i temi, su tutti l'autonomia. La discussione sul DDL Calderoli, iniziata alla Camera, è già destinata a saltare a dopo il voto. A me non cambia nulla, nel senso che poi ho rispetto dei tempi del Parlamento. Il vero tema è affrontare con serietà, è quello che si sta facendo a livello nazionale, il progetto, dopodiché si tradurrà in legge. Quando la vedremo in Gazzetta Ufficiale mi incornicerò quella Gazzetta Ufficiale. Dalle europee alle amministrative, con Sana Ed Dami Viviani, che è la prima candidata originaria del Marocco a correre per la carica di sindaco in provincia di Treviso alle elezioni comunali dell'8 e 9 giugno. Lo fa a Farra di Soligo, 35 anni, laureata in scienze politiche, parla 4 lingue. A sostenerla sarà una lista civica dal nome Farra Futura. Arrivata in Italia dal Marocco all'età di 1 anno, studentessa vincitrice di diverse borse di studio, ex pallavolista agonista. Ha scelto di mettere radici a Soligo da quasi 10 anni fa per amore di Paolo ed è mamma di una bimba di 3 anni. È questa novità, insomma, nella Marca a Farra di Soligo. A Zero Branco invece il centrodestra compatto che punta su Luigi Cecconi. L'ultima volta che il centrodestra a Corso Unito si chiamava ancora Democrazia Cristiana, mio papà era uno degli assessori e l'ho sentita come una chiamata che mi ha fatto anche emozionare, e un grande atto di responsabilità è stato quello comunque di accettare, anche se non l'avrei mai pensato prima di 10 giorni fa. A Zero Branco quindi il centrodestra ricomincia da Luigi Cecconi, 57 anni, consulente finanziario, una vita nello sport e nelle associazioni come dirigente della squadra locale di volley. Forse anche per questo l'inizio della campagna con i simboli di partito e 2 liste civiche a supporto è all'insegna del fair play. Io non mi sento di bocciare l'amministrazione Durighetto, preferisco parlare di quello che vogliamo fare noi, che evidentemente sarà qualcosa di diverso da quello che hanno fatto loro fino ad oggi. La mia priorità assoluta sarà quella di condurre una giunta che non sia soltanto una giunta tra la gente, ma una giunta per la gente. Sullo sfondo resta però un caso, la sua sospensione a 30 giorni per aver attaccato un'arbitra 20enne durante una partita di pallavolo, provvedimento preso dalla federazione. È stato un episodio che è nato completamente da un equivoco, è già stato chiarito sia con la federazione che con i diretti interessati che erano presenti alla partita, un episodio che quindi per noi è già chiuso e che è uscito secondo me ad arte proprio il giorno prima della nostra presentazione. Tutto risolto a quanto pare, anche perché si preannuncia un mese intenso, gli obiettivi sono ambiziosi. Che Zero Branco ritorni attrattiva, non solo, ma che possa diventare anche una fucina di nuove esperienze politiche e amministrative date proprio dalla sua collocazione, che è ai confini tra le 3 province. Questa potrebbe essere vista come un limite perché sei un po' in periferia, in realtà questa è una grossa opportunità perché ti dà la possibilità di avere delle interconnessioni con le strutture vicine che ti permettono poi di adire anche quelli che sono i finanziamenti europei che senza collaborazione con i vicini non riesci ad ottenere. Il Nord-Est e la Marca in lutto per la morte di Fausto Paiar, storico scrittore e giornalista morto a 75 anni per un tumore. Era nato a Longarone, è stato trevigiano d'adozione. Aveva iniziato a lavorare come corrispondente per l'Alto Adige, l'aveva assunto infine quando a Bolzano aprì il giorno. Professionista alla fine degli anni 60, approdò al Gazzettino che aveva aperto una redazione in Trentino, successivamente a Vicenza, quindi Udine,
durante il terremoto del 76, poi Treviso e Mestre. Per decenni aveva curato le pagine del turismo dell'enogastronomia. Nel 1985, inviato allo stadio Aisel a seguire i tifosi juventini del Veneto nella finale di Coppa dei Campioni, vide da pochissimi metri la strage dei tifosi e si considerò sempre un sopravvissuto. Intensa la sua produzione letteraria, quindi non solo giornalistica, e proprio l'ultimo libro, che si intitolava, l'avete anche intravisto, Soffitte del Nord-Est, lo presentò anche a Focus, era l'agosto del 2022, dal direttore Luigi Baccialli, e con queste parole, lo rivediamo nel prossimo, adesso fra pochissimo, presentava il suo ultimo libro, Soffitte del Nord-Est, storie di persone, di fatti raccolti nella memoria del grande giornalista e scrittore, appunto scomparso a 75 anni. Sentiamo come ne parlava. Dopo aver fatto il giornalista, aver viaggiato, eccetera, mi sono chiesto se potevo fare qualcosa per restituire qualcosa alla mia gente, una gente che amo. Ho preso e raccolto un sacco di ricordi, di memorie, eccetera. La soffitta che cos'è? Perché ne ho messo questo titolo? Soffitta è il luogo dove si mettono quelle cose che al momento non servono, che però non si possono buttare. Perché? Perché costituiscono, magari sono foto, magari un vecchio cappello, un vestito, l'abito di nozze, insomma, tutte le cose che, un mobiletto, sappiamo bene insomma delle cose, che non si possono buttare perché altrimenti si butta un pezzo della propria vita, qualcosa che fa parte di se stessi, della propria identità. Allora ho detto, ma ci sono delle tracce? Sì, ci sono delle tracce. E ho cominciato a scrivere queste, partendo ovviamente da ricordi di fanciullezza, di gioventù, eccetera, e poi arrivando ovviamente a Treviso, dove io sono arrivato dopo il terremoto di Udine, dove ero alla redazione di Udine in quel periodo, nel 76, dove tra l'altro là è nato proprio quell'anno, un mese dopo il terremoto, in giugno, il mio figlio Daniele, e arrivando a Treviso ho scoperto una città completamente diversa, meravigliosa, splendida. Era l'agosto del 2022, così Fausto Paiar presentava la sua opera, un omaggio alla gente che amava. La data dei funerali è ancora da stabilire, saranno comunque a Quinto di Treviso. Adesso la Dunata Nazionale degli Alpini 2024 a Vicenza, inizia il conto alla rovescia, si è aperta la settimana che porterà alla 3 giorni di festa a Vicenza, in partenza anche le storiche salmerie di Vittorio Veneto. Per me sono una seconda famiglia. Sono una seconda famiglia perché ci sto insieme con i muli, praticamente quest'anno sono 30 anni, e quindi si figuri quando io parlo di muli, per me rappresentano qualcosa di vero, qualcosa di autentico, che io cerco di trasmettere soprattutto alle nuove generazioni. Si commuove parlando dei muli Graziano De Biasi. Da 30 anni con le salmerie degli Alpini di Vittorio Veneto si prende cura di questi animali che rappresentano un fiore all'occhiello del reparto, ma per le penne nere sono molto di più, forti e tenaci ma anche affettuosi come i migliori amici a quattro zampe, altro che testardi come vuole il detto. Sono animali sensibili, intelligenti e con una grande memoria. È vero, il mulo è deciso, è preciso, è si impegna molto su quello che deve fare o quello che sa fare. Testardo non lo considero testardo, lo sento solo come preparato, attento. Le faccio un esempio velocissimo. Se prendiamo degli equidi, come possono cavalli, possono essere zebre, possono essere asini, eccetera, e facciamo un colpo, spariamo un colpo di fucile, tutti gli altri si mettono a galoppare velocemente, il mulo no. Il mulo la prima cosa che fa attenzione a quello che è successo, si rizza sui piedi, alza le orecchie e cerca di capire cosa sta succedendo. Se si rende conto che il pericolo non esiste, continua tranquillamente a fare quello che faceva. Questo è solo un esempio di come il mulo non è testardo ma è attento. E poi sono affettuosi. Così la mula Mila ha accolto De Biasi dopo che per motivi personali non si era potuto occupare di lei per alcuni mesi. Quando io sono ritornato nel loro recinto, non l'ho neanche chiamata, mi ha guardato, si è avvicinata e mi ha appoggiato la testa sulla spalla, come per avermi perdonato di non essere andato a trovarla, perché per motivi purtroppo fisici non ho potuto essere presente. E mi ha quasi perdonato. Ecco. Questo è stata la cosa che ancora oggi mi prende.
Muli che hanno fatto la storia degli alpini e della sezione di Vittorio Veneto, diventati reparto storico dopo la morte del mulo iroso, ultimo con le stellette, muli usati nei periodi bellici per il trasporto di merci, ma poi anche nella vita civile. 11 degli ultimi 24 muli in dotazione alle truppe alpine, dopo essere stati salvati dal macello nel 94 da Antonio De Luca, furono occupati nell'attività forestale sul Cansiglio. Sono stati utili fino a un certo punto, poi raggiunta una certa età non state più idonei al lavoro, ma sono stati curati, e voi capite, avete sentito anche da Graziano con quale amore, che poi è un rapporto reciproco, no? È un binomio, una convivenza che insomma crea sentimenti e affetti inscindibili. Dalla commozione degli alpini alla festa, la festa delle Pantere del Mocovolli che sono sul tetto d'Europa dopo aver battuto ieri nella finale in Turchia, nel derby tutto italiano Milano dell'ex Paola Egonu, a suggellare una stagione, un grande slam in cui hanno vinto lo scudetto, la Coppa Italia, la Supercoppa e appunto la Coppa dei Campioni, la Champions League, peraltro con un percorso netto da imbattute. Allora rivediamo i momenti salienti, le prime impressioni dopo il match. Again they're struggling with the pass. Egonu on the 10, shut down. Score from Liganero, I'm sure. Plummer shut down. Okay, from the inside this time. Good cover. It's a little bit off. Robinson has to come to the line, and nobody's there. Crowd are on their feet. Milano in their first Champions League final. It doesn't go their way. The champions of Europe. Stagione, perché siamo senza parole. Carina, carina. Non posso dire che si può far meglio, forse possiamo giocare meglio. Oggi dovevamo vincere. Va bene anche così, non giocando benissimo, soffrendo. Sono felice perché questo è un gruppo fantastico. Sono contento per i tanti tifosi che ci hanno seguito, perché è una bella dimostrazione dell'affetto che hanno per noi. Sono sicuro che da casa tanti hanno festeggiato, hanno gioito con noi. Questo è un altro bellissimo traguardo per questo incredibile club e segniamoci questa data e questo anno, perché non capiterà tutti gli anni di fare questa stagione. Allora, dalla festa in campo alla festa in piazza Cima, questa sera i tifosi hanno abbracciato le Pantere. Per noi a Conegliano, Heidi Kaliman e Nicoletta Rizzetto. Heidi. Buonasera, buonasera ai telespettatori, siamo in piazza Cima a Conegliano insieme al Presidente. Presidente, un'atmosfera bellissima questa sera in piazza, che atmosfera e che aria si respira alla luce anche della vittoria campionesse d'Europa? Ma di grande felicità, sia io che Pietro Maschio ci tenevamo ad organizzare, seppur breve, questo incontro con la nostra tifoseria, che è sempre stata la nostra benzina e che alimenta, diremo, la nostra passione e tutta la squadra e tutta la società. Rivediamo tantissimi anche ragazzi e ragazze, che emozione è? Un'emozione bellissima, perché guardi, la pallavolo è famosa per essere uno sport pulito, uno sport dove c'è solamente il tifo pro e mai contro, e credo che anche le persone che si vedono qui oggi, dai ragazzi più giovani alle famiglie, alle persone più mature, testimonia quanto è sano questo movimento e quanto sta crescendo. Una squadra impeccabile, non si poteva vincere altro. Non si poteva vincere altro, poi io dico sempre che vincere è difficile e confermarsi ancora più difficile, quindi aver vinto anche la Champions League dopo un campionato come quello che abbiamo disputato e fare il Grande Slam sia veramente una grandissima soddisfazione per me e per Pietro Maschio, e non solo per noi ma anche per tutti gli sponsor che ci danno la possibilità di fare la pallavolo a questi livelli. Grazie mille, noi adesso sentiamo un po' di tifosi, eccoli qua, eccoci con Fabio, un tifoso insomma sfegatato. Fabio. Sì. Buonasera a tutti, siamo contenti di questa Coppa.
e interpretando sicuramente la società la vogliamo dedicare al nostro amico Paolone, che ormai sono 3 anni che non c'è più. Anzi, approfitto della vostra emittente per ricordare che il 9 giugno faremo un pranzo alla Losi Campagnola, quindi chi vuole ricordare Paolone è invitato quel giorno. Sentiamo anche un coro che si sta alzando e andiamo a vedere a chi stanno festeggiando. Festeggiamenti che non si fermano. Un taglio in diretta per la vittoria. E insomma, questa è l'atmosfera che si respira a festa sul tetto d'Europa e piazza Cima a Conegliano, si respira solo aria di festa. Da Conegliano è tutto, restituisco la linea. Sono le scaramanzie post vittoria, dunque ancora complimenti alle Pantere dell'Imocco Volley Conegliano. Adesso invece è lo sport che incontra la salute, la solidarietà, l'inclusione. Parliamo della sfida di Giuliana Voltan, 55 anni, affetta da sclerosi multipla, che raggiungerà Treviso, da Treviso raggiungerà Cavallino Treporti in foot bike. Le uniche ruote che voglio sono queste, perché normalmente la sclerosi viene abbinata a una disabilità motoria ed esclusivamente motoria, e invece è una disabilità che coinvolge tutti gli organi. Non di una sedia a rotelle, ma sono quelle della foot bike le uniche ruote che vuole avere. Giuliana Voltan, 55 anni, affetta da sclerosi multipla, percorrerà 80 km da Treviso a Cavallino con il suo mezzo per sensibilizzare sul tema della salute e dello sport, portando come esempio la sua storia e la sua malattia. Ho fatto dello sport la mia bandiera per riuscire anche a superare determinati ostacoli. Gli ostacoli sono tanti, ricorrenti, più o meno negli anni, e non penso di essere un eroe, però credo che la buona volontà e l'impegno servano molto. Spero di farcela, perché gli imprevisti sono sempre all'ordine del giorno nella mia malattia. Una diagnosi arrivata circa 30 anni fa e che le ha cambiato la vita. Lo sport l'ancora a cui si è aggrappata senza mai arrendersi. Impegno e volontà che l'hanno fatta arrivare 1 chilometro alla volta a percorrere lunghe distanze e vincere premi in giro per l'Europa, anche grazie all'aiuto del suo coach. 1 chilometro a settimana siamo riusciti, e sono riuscito con, diamo un po' la mia pazzia, però sono riuscito a coronare questa impresa che valevole quasi come una medaglia, perché è una medaglia molto importante, perché sono riuscito a cambiare lo status della persona, e questa è una cosa che fa ben sperare anche per tante persone che hanno questo tipo di problematica. La 80 km che Giuliana percorrerà sabato 11 maggio è un traguardo. Partenza da Treviso, passando per la Restera e il comune di Casier, fino ad arrivare alle spiagge di Lio Piccolo a Cavallino. Seguita da un giovane regista, la sua corsa diventerà anche un docufilm. Io avevo voglia di dimostrare che lo sport, la disabilità e l'inclusione sono dei veicoli, per cui bisogna utilizzarli nella maniera corretta per poter fare qualcosa per se stessi che possa servire anche agli altri. Il veicolo per arrivare a sentirsi bene sei tu. La utilizzo come sistema di terapia, portando le persone nell'ambiente, perché in modo da potersi muovere. È un monopattino a spinta muscolare, che quindi muove completamente tutto il corpo, sia dalla parte alta che dalla parte degli arti inferiori, lavorando sull'equilibrio, quindi un potenziale per anche Giuliana, in questo caso per la sua malattia, è molto ma molto importante. Adesso andiamo nel Bellunese. Faremo con la cronaca. Il corpo di una donna di 65 anni di Santa Giustina è stato ritrovato nel fiume Piave poco dopo mezzogiorno di oggi. Di Antonietta De Boni, che vediamo nelle immagini, si erano perse le tracce ieri mattina quando la donna, uscita per una passeggiata, non aveva più fatto ritorno a casa
Questa mattina si è messa in moto la macchina delle ricerche e i soccorritori hanno individuato il corpo della donna all'altezza di Piovena di Santa Giustina. La salma è stata messa a disposizione della magistratura per gli accertamenti di rito. Il Tribunale di Belluno invece ha pubblicato le motivazioni della sentenza che ha assolto 3 calciatori, Federico De Min, Matteo Verdicchio e Santiago Visentin, dall'accusa di stupro di gruppo durante una grigliata di Ferragosto nel 2020 in una dimora alla periferia del capoluogo. Per il giudice Federico Montalto, dall'articolata deposizione della persona offesa in sede di incidente probatorio durante le indagini emergono plurime incongruenze idonee a inficiare la attendibilità del racconto testimoniale. Per il Tribunale dunque non risulta dimostrato, oltre ogni ragionevole dubbio, l'estremo della violenza. Queste le motivazioni della sentenza. La Procura di Belluno ha annunciato appello. E adesso le immagini shock diventate virali sul web di un centauro che sul passo Giao va a collidere con un cervo che sbuca all'improvviso. Il centauro è vivo per miracolo. Erano circa 10 di mattina, stavamo percorrendo quella strada per poi andare in cima al passo Giau. Mi ero fermato per scendere dalla moto e fare una foto, e con calma, perché poi in un video che uscirà più avanti sul canale faccio vedere che andavo a 60 orari, quindi andavo molto piano, tranquillamente, e purtroppo il cervo nella sua natura ha attraversato la strada. Il racconto ancora fresco, le immagini vivide pur se da quel giorno sono passati quasi 8 mesi. Riccardo Baroglio, biker di Barberino del Mugello, comune della città metropolitana di Firenze, con il suo gruppo viaggiano verso il valico del Passo Giau. Con questo panorama qui davanti cominciamo questo video così. Siamo insieme, siamo in gruppo, su un palcoscenico della Madonna, a raidare, a far tuoneggiare, fasoleggiare le nostre motociclette. Si parte ragazzi, si parte. Passo Giau. A pochi chilometri dall'incrocio per il Giau, lungo la provinciale 251, improvvisamente un cervo balza in mezzo alla strada. L'urto non è stato fortissimo, anche perché ho preso la parte posteriore dell'animale, quindi ho avuto una via di fuga sulla sinistra. Perché se l'avessi preso sulla pancia, ecco lì mi sarei tirato addosso anch'io insieme alla moto, purtroppo. Quindi ho avuto fortuna anche per le protezioni, insomma. Il cervo, pur malandato, riesce a dileguarsi. Dell'animale sulla carreggiata non c'è traccia. Il cervo si è alzato zoppicante ed è subito risceso per la strada da cui era venuto. Ho cercato più volte, insieme anche il signore che si era fermato con me della macchina bianca, per cercare l'animale, però era scappato via, quindi non l'abbiamo più trovato. All'incidente assiste l'autista di un furgonato che si ferma per prestare assistenza al biker. Fortunatamente, grazie alle protezioni, Riccardo Baroglio esce quasi incolume dall'incidente. Il suo video, postato sul canale blog Noise 883 di YouTube, ha superato in poche ore le 100.000 visualizzazioni. Il biker fiorentino ha incassato per lo più la solidarietà di chi si è trovato nella sua medesima situazione, molto comune sulle strade bellunesi. Noise, la moto, è stata rimessa in strada poche ore dopo, ma per ripararla, racconta Baroglio, già pronto a viaggiare di nuovo sulle strade dolomitiche, ho versato una lacrima alla volta. A giugno quest'anno torneremo e rifaremo queste strade, probabilmente anche con la stessa strada. Davvero impressionanti quelle immagini. Adesso chiude formalmente la caserma dei Carabinieri della stazione di Gosaldo, che passa sotto la giurisdizione della vicina stazione di Agordo. La scure della razionalizzazione dei presidi dell'Arma sul territorio si è abbattuta e stavolta in modo definitivo sulla stazione dei Carabinieri di Gosaldo. A 10 anni dal provvedimento del Ministero dell'Interno, approvato da quello della Difesa, nei prossimi giorni inizieranno le operazioni per il trasferimento della sede, che passa sotto la giurisdizione dei Carabinieri di Agordo. Non spariscono i carabinieri dal territorio, questo è importante dirlo all'amministrazione comunale, ai cittadini, chiarire questa cosa, perché comprendo bene che i cittadini della montagna sono cittadini particolari e hanno bisogno di tante attenzioni. Le rassicurazioni del comandante provinciale dell'Arma Pigozzo sono tutte per il territorio di Gosaldo e per l'amministrazione comunale, che in questi anni ha chiesto un ripensamento sul provvedimento. Bisogna dire che una stazione dei Carabinieri, per funzionare bene sul territorio, ha bisogno di numeri, e quando si fa una razionalizzazione questa ha una funzione, un obiettivo, che è quello di aumentare il controllo del territorio. Il tema della chiusura della stazione dei Carabinieri di Gosaldo è stato al centro in questi anni di numerosi incontri
anche in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Il trasferimento della sede sarà a breve, pur se ci vorranno alcune settimane per liberare lo stabile che sarà restituito al Comune. È importante dire che abbiamo trovato questo felice accordo con il sindaco proprio per che questo provvedimento non fosse eccessivamente impattante soprattutto sulla parte più anziana della popolazione. Quindi il sindaco ci renderà disponibili degli spazi, individuerà lui il giorno della settimana in cui ritiene sia più utile per i suoi cittadini poter avere una nostra presenza, proprio per facilitare quella parte di popolazione che non ha facile possibilità di raggiungere Agord, e quindi come sempre saremo noi a salire per almeno un periodo transitorio in cui vogliamo facilitare questo percorso. A breve il sindaco di Gosaldo organizzerà un incontro con i cittadini a cui parteciperanno oltre al comandante provinciale dell'Arma anche i comandanti della compagnia di Belluno e della stazione di Agordo. Per una caserma che chiude, altre 2, quelle di Ponte nelle Alpi e di Val di Zoldo, nei prossimi giorni saranno inaugurate con una cerimonia per ufficializzare il rientro dei reparti nelle loro sedi. Io ringrazio le amministrazioni provinciali e comunali che ci hanno aiutato in questo percorso, perché la stazione dei Carabinieri è la casa del cittadino. Offrire una casa decorosa, dignitosa è davvero una cosa importante. Siamo davvero contenti che dopo un periodo transitorio, in alcuni casi piuttosto lungo, ma ringraziamo dell'ospitalità che nel frattempo ci hanno dato le amministrazioni locali, torniamo nella nostra sede naturale, per noi motivo di orgoglio. Arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Attorno all'Italia si attiva un vortice di bassa pressione. Il tempo peggiora sul nostro territorio. Il dettaglio di martedì 7 maggio. Sul Veneto diffusa instabilità, avremo precipitazioni inizialmente locali, poi via via più significative, con rovesci e temporali un po' ovunque. Le temperature saranno in diminuzione, minime tra 10 e 15 gradi, massime tra 14 e 18 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso cielo coperto, su tutta la regione avremo piogge sparse, più frequenti e abbondanti verso la zona montana. Quota neve oltre i 2000 metri. Temperature minime tra 12 e 15 gradi, massime sui 16-19 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà molto nuvoloso, con rovesci un po' ovunque. Temperature minime sui 10-12 gradi, massime tra 17 e 18. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.